vi presento l'aspirante. Dico, guardate lì che aspirante mister. Il numero 16, nome e cognome, scandiscilo bene che è importante. Furlan Alessandro. Furlan Alessandro, di origine? Sono proprio friulano di giù. Non si capiva. Un pochino. Non si capiva. Allora, senti, quanti anni hai? 20. Di dove sei? Vicino Palmanova. Vicino a Palmanova, bellissimo paese. Bellissimo. Bello davvero, no? Senza scherzi, insomma, un paese storico. Sì, bellissima struttura. Esatto, bella questa struttura. Allora, senti, cosa fai di bello? Studio all'Università di Trieste, primo anno di chimica. Molto tosta, ma ci ho provato, non avendo mai fatto comunque chimica alle Cioè, tu hai deciso di fare chimica pur senza aver mai fatto chimica. Sei un pazzo praticamente. Me l'hanno sempre detto. Ok, però sai che nella vita l'estro, la pazzia premia. Esatto. Speriamo di sì. Ok, va bene, cosa ti piacerebbe quindi finire, diventare un chimico? Sì, come lavoro desidererei trovare un impiego come chimico. Però il mio sogno sarebbe più che altro fare lo sportivo, dato che Tipo? basket. Ah, basket. Sì, non disdegno gli altri sport, però preferisco il basket. Ti piacerebbe giocare, fare una partita così, due palleggi con Michael Jordan? Certamente. Poi in America deve essere molto bello. L'America, l'NBA. Esatto. È un po' come la nostra Serie A. Meglio. Meglio. Sono d'accordo. Danno più peso al basket. Qua è tutto un po' calcio. Ma anche a livello di quattrini? Penso proprio di sì. Infatti Michael Jordan mi pare che sia stato uno degli sportivi più pagati della storia dello sport di tutti i tempi. Sì, presumo proprio di sì. Esatto, va bene. Allora, ti sei iscritto a Mister Topolini, se non mi sbaglio, anche con la tua dolce. Che lì, scusate, guardate l'occhio. Dolce compagna. Dolcissimo. Dolcissima, che bravo ragazzo. Bene, come mai? Cosa volete vivere insieme questa esperienza? Mettervi in discussione? Sì, beh, mi ha convinto a fare questa esperienza. Io ero scettico, da buon chimico. Scettico, sì. Sono un po' più verso lo studio che verso scientifico sei esatto. Però sì, mi ha convinto, per adesso mi sono divertito, spero che vada avanti questa esperienza e spero soprattutto anche per lei che vada avanti. Come direbbe un mio amico, e chissà, non si può mai sapere. Allora, senti, ben arrivato a Mister Topolini, in bocca al lupo, divertiti, questo è il mio augurio, quella è la telecamera, puoi dire e salutare chi vuoi. Bene, bravissimo, allora no, vai. Saluto tutta la mia famiglia, i miei amici, soprattutto la classe di chimica di quest'anno. Spero che vengano anche loro a farsi vedere, si divertano. E basta. L'amorosa. Sì, beh, l'amorosa soprattutto, in primis. E credo le mie migliori amiche, quindi. Ah, ma che cosa ha detto? Bravi. Lunga vita a quest'amore. Grazie. Dio vi benedica. Grazie. In bocca al lupo.